L'elemento umano presente negli scatti industriali di Giacomelli, data l'estensione del fondo e i suoi vari e differenti contesti di documentazione, offre un ricco campionario di suggestioni. L'obiettivo di Giacomelli, volto a cogliere gli elementi più funzionali rispetto alle esigenze documentarie del committente, allarga spesso il proprio grandangolo sulla scena delle opere in corso, testimoniandone l'accrescimento oggettivo di forme e volumi. Oppure restringe l'inquadratura sugli spazi operativi di fasi tecniche più circoscritte, isolando specifiche aree di scavo o di intervento. In tutti questi contesti, l'elemento umano marca una connotazione elementare di maestranza colta al lavoro, sempre subordinata alla centralità delle informazioni visive legate alle altre parti dell'inquadratura. Il che oggi può offrire un valore di testimonianza aggiuntiva sulle condizioni concrete dei lavoratori, colti senza infingimenti nel loro ambiente di impiego, in anni che precedono i primi provvedimenti legislativi in tema di sicurezza. D'altra parte, proprio la variabilità delle situazioni di scatto offre la possibilità di isolare singole porzioni di inquadratura ove far tornare l'elemento umano involontario protagonista, componendo i fotogrammi di una ritrattistica, appunto, suo malgrado. Attraverso gli scatti, in questo modo, può scorrere un'iconografia di corpi e volti in vario modo riassorbiti da un magma visivo caotico e respingente. Quando i soggetti scorgono l'intruso, cioè il fotografo, si potrebbe antologizzare in una mostra a tema le rispettive reazioni di assestamento di fronte a un occhio esterno che improvvisamente li scontorna dalla simbiosi con la scena produttiva, elevandoli a protagonisti di un frammento irripetibile di microstoria del quotidiano.